Presentato presso la sede della società Campione l'innovativo impianto biomassa Eco 2.0, in collaborazione con la società produttrice CMD Login, a seguire un convegno sul tema la produzione di energia termica ed elettrica dalla filiera delle biomasse. Nell'atrio dell'azienda la presentazione pratica dell'impianto che serve a produrre l'energia elettrica termica dagli scarti legnosi di biomassa residuale agricola, con evidenti vantaggi ambientali esenti da emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. La nostra macchina gassifica degli scarti di origine legnosa che per qualcuno sono degli scarti, sono delle negatività, vengono trasformate in positività attraverso la gassificazione. In poche parole, nel nostro reattore vengono inserite senza combustione, vengono inseriti questi scarti che poi a 1000 gradi gassificano, una parte diventa biogas, una parte diventa cenere, biochar, e alimenta questo motore che voi sentite, che produce energia elettrica nella misura di 20 kW elettrici e 40 kW termici. Si parlerà di innovazione di energia che ha a che fare con l'energia pulita e l'energia rinnovabile, quindi è chiaro che l'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Agrigento non poteva che non concedere il patrocinio lietamente a questo invito, parlando di tutela ambientale, di agroenergia e di ciò che diventa opportunità partendo da scarti legnosi, scarti di produzione. Le aziende agricole sono straordinariamente protagoniste in questo tipo di attività, giacché insomma sono in ambivalente sia per quanto riguarda la produzione sia per quanto riguarda l'onere importante che è quello che ognuno di noi ha, cioè quello di sostenere l'ambiente, lo sviluppo sostenibile del territorio, cercando sempre di entrare dentro quello che è l'accordo di Parigi e dentro quanto previsto da Agenda 2030, cioè ridurre le emissioni di CO2 e quindi il riscaldamento globale in relazione a quello che sarà poi lo scenario del 2050, che sembra lontano ma ancora non lo è. La responsabilità è di ognuno di noi. Oggi avremo sicuramente una spiegazione tecnica di come poter arrivare anche tramite le biomasse, non solo con altre energie come il fotovoltaico o l'eolico, a raggiungere un rendimento energetico sia in efficienza che in produzione, in tutela dell'ambiente. Quella che presenteremo oggi è uno degli esempi più attuabili, più facilmente attuabili nelle nostre province, che spesso vivono di agricoltura o simili, perché questa è una macchina che produce energia elettrica e calore dalle biomasse, quindi dagli scarti della legna o del cippato in generale. Quindi questo ci permette di ottenere un ottimo risultato con una facilità installativa eccellente ed un'ottima performance, di avere molto facilmente anche consumi, cioè costi bassissimi all'approvvigionamento energetico o quasi nulli addirittura.